Piccoli assaggi di volontariato sono stati proposti da numerose associazioni che operano sul territorio, nello Spazio Montini dell'Università Cattolica. Giulia e Mattia ci propongono in questo servizio alcuni momenti della manifestazione. Che cosa proponete di fare ai ragazzi per mettersi a servizio degli altri? Ma il servizio positivo, il servizio quello mangereccio, il servizio dottoresso come quello lì che è grande lui. Professor Patti, questa è la seconda edizione dell'Officina del Volontariato all'Università Cattolica. Quali sono le sue finalità? Le finalità sono fondamentalmente quelle di accostare i giovani, soprattutto i giovani universitari, al mondo del volontariato. E in questo senso bisogna dire che le associazioni coinvolte hanno fatto un grandissimo lavoro insieme a tutti noi dell'università proprio per cercare di favorire un clima festoso e far capire che l'attività di volontariato e quindi l'aiuto agli altri si gioca soprattutto su di un piano di serenità e di concordanza di intenti. Che cosa proponete oggi agli studenti dell'Università Cattolica per assaggiare queste esperienze di volontariato? Ma di partecipare semplicemente insieme ai ragazzi, cioè gli fanno vedere tutte le attività che loro fanno e collaborano insieme e i ragazzi gli insegnano agli studenti a lavorare e a collaborare insieme a loro. Insomma. Oggi insegniamo a fare i fiori e biglietti di auguri. Bigliettini di auguri. Okay. Look, yo, no castaway, no survivor. I ain't lost and this ain't shipwrecked. I feel small in this big wide world and mommy ain't said, honey, I shrunk the kids yet. I ain't Jesus, but I'm walking. Che cosa c'è in programma oggi? Allora, oggi incontrerete diverse associazioni di volontariato. Queste associazioni si presentano ai ragazzi, fanno provare loro delle attività. Chi fa costruire un ponte radio, chi fa conoscere ai ragazzi come ci si comporta in un caso di emergenza. Noi come centro servizi siamo a fianco delle associazioni, li aiutiamo, cerchiamo di favorire una rete e una collaborazione tra le varie realtà, dal settore dell'assistenza al settore sanitario, al settore della protezione civile, dell'ambiente. Ci sono volontari impegnati per esempio a favore dei ragazzi disabili, ma anche volontari che fanno assistenza in ospedale. Oggi i ragazzi avranno la possibilità di incontrare alcune di queste realtà e provare concretamente cosa significa essere volontario, il bello di fare volontariato. E biliridilli, e biridilla, la tua fantasia con noi scintillerà. E biridilli, e biridilla, la tua fantasia con noi scintillerà. Ciao! Cosa può fare un giovane che vuole mettersi al servizio degli altri? Allora, un giovane può fare tante cose, però può dare un minuto per venire a smistare i medicinali, fare qualcosa per gli altri da qui senza aspettare di dover partire in missione. A scuola facciamo parte di un gruppo di volontariato che promuove iniziative in Romania e in Tanzania. Ho fatto un po' di esperienze un po' ovunque, Caritas, centri per bambini disabili e altri vari centri. In che cosa ti senti arricchita da queste esperienze? Da tante cose, dalla semplicità delle persone che ci lavorano, dai volontari, dai ragazzi stessi e anche dalle persone che tante volte solo con un grazie sanno arricchirti la giornata con un sorriso. Sì, sono esperienze molto forti perché comunque siamo a contatto con persone molto meno fortunate di noi e sicuramente è un'esperienza che rifarei. Chiara Cazzolani, una studentessa dello Stars della Cattolica di Brescia, ha vinto il concorso tutto il femminile per giovani filmmakers indetto da Cera di Cupra. Vediamolo insieme. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I
immagini. Siamo con Vera, una delle vincitrici del concorso per giovani filmmakers indetto da Cera di Cupra. Quindi Vera, raccontaci un po' com'è andata, qual era il tema del vostro video. Allora, dovevamo rappresentare l'immagine della donna. Quindi abbiamo cercato di sviluppare questo tema mostrando varie immagini di donne importanti nella storia, tipo Audrey Hepburn, Frida Kahlo e Hillary Clinton, cioè donne che comunque si sono distinte nel loro ambito e che hanno significato qualcosa. Quindi è la storia di questa ragazza che proietta queste immagini di donne, ma alla fine scopre che l'immagine che sta cercando o la sua vera immagine è quella di se stessa. E poi interpella il pubblico dicendo e tu come ti immagini? E allora niente, abbiamo costruito la sua immagine attraverso altre immagini di donne. Quali sono state, se ci sono state, delle difficoltà che avete incontrato tu e le tue compagne? Ma vabbè, problemi magari di tempo, nel senso che abbiamo concentrato la produzione all'ultimo minuto, quindi avendo il termine, la scadenza del concorso, abbiamo dovuto accelerare i tempi. Ma la troupe si è trovata bene, la produzione è stata buona e siamo riusciti in tempo e con ottimi risultati. Sono state utili le nozioni imparate qui durante i corsi in Cattolica oppure invece più alle vostre esperienze, non so, fuori nel mondo? Ecco, raccontaci un po' com'è andata la realizzazione del vostro video. Allora, siamo riusciti a unificarle, nel senso che abbiamo sia utilizzato esperienze precedenti e poi ci abbiamo messo anche un po' di nostro, nel senso che, vabbè, le idee sono conciliate, poi comunque attraverso le tecniche che conoscevamo siamo riusciti a presentare un bel prodotto. E ora andiamo insieme a scoprire quali libri ha preparato per noi Silvia Mazzetti. Protagonista del primo libro di cui parliamo oggi è Johnny Sosa, come ci suggerisce il titolo del libro di Mario Delgado Aparain, La ballata di Johnny Sosa. Johnny è un ragazzo che vive a Mosquitos, un villaggio dell'Uruguay, sogna l'America e si guadagna da vivere cantando in un bordello e impara imitando le canzoni che sono trasmesse alla radio. Un giorno però un colpo di stato obbligherà Johnny a decidere tra la brillante carriera accademica e l'inseguimento dei suoi sogni. Questa è la ballata di Johnny Sosa di Mario Delgado Aparain. E continuiamo il nostro viaggio tra le pagine parlando di un thriller legale uscito il 14 gennaio e che ha già scalato le classifiche di vendita. Sto parlando delle Perfezioni provvisorie di Caro Figlio. Il protagonista è l'avvocato Guido Guerrieri, già protagonista di 3 romanzi precedenti, questa volta nei panni dell'investigatore, alla ricerca di Emanuela, una ragazza scomparsa. La storia è ambientata nella Bari degli studi legali e dei locali notturni e il protagonista si farà aiutare dall'amica Caterina nel cercare di ricostruire il mondo segreto di Emanuela. Queste sono le Perfezioni provvisorie di Caro Figlio. Siamo a Roma. Sassacchiatti organizza una festa nella sua nuova residenza a Villada che dovrà passare come il più grande evento mondano della nostra Repubblica. Gli invitati daranno vita a una vera e propria commedia umana. La storia è comica, ma la risata che accompagnerà il lettore è amara, perché in realtà mette in risalto i vizi e le poche virtù dei nostri tempi. I personaggi sono tragici, grotteschi e ampollosi e la storia è il riflesso distorto della realtà e quindi inevitabilmente il lettore sarà portato a riflettere. Questa è Che la storia cominci di Niccolò Ammaniti.